Cari telespettatori, ricominciamo con i nostri amici dello SPI-CGIL, quindi pensionati dello SPI del Veneto, affrontando una tematica urgente, scoppiata in modo particolare nel cuore dell'estate a luglio. Se ne è parlucchiato, adesso è bene far capire bene quali sono le dinamiche e lo facciamo, parliamo di case popolari, tanto per inquadrare la situazione. Parliamo di inquilini, parliamo di alloggi, parliamo di canoni di locazione che vengono a mutare in virtù di una legge regionale del 2017 che appunto è entrata in vigore recentissimamente, che ha scombussolato un po' la situazione. Come, in che termini, cosa si può fare, cosa dice il sindacato, che in questo caso è supportato naturalmente dallo SPI-CGIL. Stiamo parlando del sindacato invece del SUNIA, Michele Brombin, segretario regionale qui presente per rappresentare gli inquilini sostanzialmente. Sì. Grazie di essere qui con noi, ma naturalmente abbiamo Renato Bressan, ben ritornato, Speech segretario invece regionale SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui, che ci racconterà, inquadrerà un po' la situazione che ne è venuta fuori e il malessere che ci sta dietro. Poi, se avremo modo, faremo anche due parole su quella che si va a delineare come situazione politica, se a voi può andare bene o meno, le istanze che ci potrebbero essere, visto che apriamo la stagione, insomma una domandina ci può stare. E Chiara Buonato, grazie di essere ritornata, segretaria generale SPI invece Vicenza. Allora, cominciamo con Renato Bressan, inquadriamo un po' la situazione, che cosa è successo, per chi non l'avesse vissuta. Beh, è successo intanto per l'appunto che nel 2017, alla fine del 2017, il Veneto, la Regione Veneto ha emanato questa legge regionale dove praticamente con questa legge si tenta in qualche maniera, meno a detta ovviamente del nostro legislatore veneto, di riordinare la materia per quanto riguarda la locazione delle case popolari. È una materia molto complessa, tanto è vero che oltre al sindacato c'è il SUNIA per quanto ci riguarda, come dire, che anche tecnicamente fa parte dei tavoli regionali dove si discute questa materia, e a distanza praticamente di un anno e mezzo è successa l'applicazione. Devo dire la verità, inizialmente doveva essere a marzo, dopodiché invece, viste le difficoltà che c'erano, è stato fatto scivolare il periodo fino a luglio. Quando si è tentato di applicare il regolamento nuovo in applicazione della legge regionale, si è visto, come dire, quali erano le criticità e le disfunzioni, che sono per davvero tante, tra chi si è trovato, come dire, un canone che è duplicato, triplicato, quadruplicato, tra chi, come dire, gli è stato detto tu non hai più i requisiti per abitare in quella casa e quindi dovremmo fare ricorso alla mobilità forzata, magari di persone anziane con oltre 80 anni che da 30 anni vivono dentro lì e che da un giorno all'altro gli si dice devi andare via di qua, perché e magari non hai più i requisiti. Perché non rientri più nei requisiti nuovi e così via, quindi figuriamoci cosa succede in questi casi. Si barricano in casa con il quartiere sotto che dice guai chi tocca la vecchietta, perché ecco. E altre situazioni di disagio forte che stiamo misurando nei territori. Chiara avrà modo di dirci anche una delle tante assemblee che stiamo tenendo in questo periodo, proprio perché cerchiamo di governare il fenomeno e assieme al SUNIA cerchiamo anche, come dire, di trovare una soluzione a un problema che, ripeto, è molto molto complicato. Parliamo di casa, cioè parliamo uno dei fattori fondamentali della vita delle persone, casa, lavoro, salute, giusto per essere chiari, e se metti in discussione la casa, metti in discussione un pezzo della vita e della serenità di migliaia di persone in questo territorio. Siete stati anche interpellati voi come sindacato dei pensionati da persone anziane che hanno avuto casi singoli di difficoltà? No, siamo stati interpellati, abbiamo centinaia di pratiche, abbiamo raccolto, non un qualcuno, cioè abbiamo centinaia di pratiche raccolte anche attraverso il SUNIA, dove per l'appunto, come dire, c'è e si esprime un disagio fortissimo, ma lo misuriamo nelle assemblee, cioè di persone che dicono ma com'è che da un giorno all'altro io devo pagare 4 volte di più il canone, ma com'è che mi hanno detto che dovrò andare via da quella casa che ci vivo da una vita. Ecco, quindi, come dire, ripeto, è una materia delicata. Con la Regione Veneto dobbiamo tentare in qualche misura di rimettere mano tecnicamente al regolamento attuativo per modificare i parametri e tentare di dare una garanzia, come dire, a queste persone. Poi se c'è il furbetto, lo dico subito, il furbetto va colpito e ci domandiamo perché non è stato colpito prima, ma se c'è un furbetto non devono pagare gli altri 100 che ci sono dietro, che invece, come dire, hanno maturato un diritto e bisogna garantirgli, come dire, quel diritto.
Allora, dopo entriamo anche su Vicenza in particolare, dove siete molto attivi e dinamici. Voi avete partecipato al tavolo di trattativa di stesura di questa legge? Quali sono stati gli step? Cosa si è arrivati? Quindi entriamo un po' nel tecnico. Sì, beh, noi sin dall'inizio, quando la Giunta regionale ha proposto questa legge, noi eravamo lì, pronti. E la cosa che ci ha stupito tantissimo quando ci hanno presentato questa legge è che all'interno c'era scritto, la cosa che ci ha colpito proprio, che era gravissima, poi per fortuna l'ha modificata, che si dovevano fare contratti di diritto privato. E quando abbiamo letto diritto privato, ho detto cavolo, e qui la situazione si mette male, poi senti l'assessore, senti i tecnici che dicono che devono alzare il canone medio, portarlo da 120 a 150 e dici qui adesso inizia il problema. Eravamo riusciti a stoppare la legge con Galan allora, che puntava sulle morosità, ma poi abbiamo fatto vedere che le morosità erano fisiologiche, e qui invece abbiamo avuto queste grosse preoccupazioni del libero mercato. Negli emendamenti poi che sono successi prima dell'approvazione della legge siamo riusciti a togliere, e c'è stato l'impegno, siccome che vengono date tutte le facoltà per decidere della modifica a Zaia, alla Giunta regionale, quindi la Giunta può fare e disfare i regolamenti a piacimento. E quindi prima che uscissero questi regolamenti avevamo chiesto di vedere il testo per quanto riguarda il calcolo del canone, il testo del contratto di locazione, la ripartizione delle spese. E nonostante questo, avevamo già fatto diversi incontri, nonostante questo ad agosto del 2018 hanno sfornato tutti questi regolamenti, tra cui anche il canone di locazione, quindi, che poi ha svegliato tantissimi assegnatari perché si sono visti arrivare il bollettino. E allora lì c'è stata tutta una discussione prima dell'approvazione della legge. Questa legge doveva poi far partire i canoni a gennaio, però lì c'era questo logaritmo del conteggio del canone che non funzionava, nel senso che sfornava canoni esagerati e hanno bloccato tutto. Ma perché si basava su un ISEE, no? Quindi non tanto solo di ancora adesso, la scelta che è stata fatta, quella dei 20.000 euro di che ISEE, condividiamo, sì, è quella dell'ISEE. L'ISEE per forza di cose mette in luce un elemento che prima non si vedeva. Prima, quando si mandavano i redditi all'ATER per il calcolo del canone, si portava il 730 o la certificazione unica. Però potevi avere in banca magari chissà quanti soldi. No, non si vedeva quello che c'è. No, dico, magari potevi avere in banca qualsiasi quanti soldi. Così. Adesso invece fai la valutazione con del patrimonio. C'è lo stato mobiliare, tu vedi, e lì è successo un disastro. Si è scoperto che ci sono tanti assegnatari che giustamente hanno, con la loro fatica, il TFR, ci sono malattie professionali, i risarcimenti per malattie professionali, incidenti autostradali, chi attraversa nelle strisce viene incidentato da una macchina, viene risarcito poi. Ci sono poi tutta una serie di altre cose che sono tutte ancora da perfezionare. Per esempio, chi è proprietario di una quota di alloggio che non può utilizzare perché l'alloggio è inutilizzabile o perché sta litigando con i parenti per utilizzarlo. Ci sono una serie di elementi che devono essere corretti. Noi allora, subito dopo fatti questi regolamenti, avevamo detto: guardate che c'è un'altra questione che riguarda le persone sole. Le persone sole con un reddito, diciamo con una pensione o con un reddito intorno ai 1.000, 1.100, 1.200 euro, e che magari hanno qualcosina in banca, 10-20 mila euro, e superano i 20.000 euro ISERP. E allora abbiamo chiesto che... Cosa vuol dire ISERP? Sarebbe un ISE normale caricato dei canoni. Dei canoni, viene aumentato dei canoni, sì, viene aumentato dei canoni. Quindi sale a seconda del canone che si paga, sale un po'. E allora in quell'occasione lì, quando abbiamo segnalato, era marzo, appena istituito il tavolo tecnico per andare a verificare come intervenire, che tipo di interventi fare, monitorare insomma il funzionamento di questa legge, l'abbiamo segnalato subito. Guardate che le persone sole, nuclei familiari monoparentali, cioè una persona sola, hanno questa difficoltà, superano
i 20.000 euro. E allora in quell'occasione lì, da quello che posso dire io, insomma, nell'incontro che abbiamo fatto come prima riunione, si è condiviso il fatto che c'era questo problema. Però è stato deciso lì, il direttore di questo tavolo tecnico ha deciso di spostare tutto questo ragionamento dopo l'invio dei bollettini. E dovremmo... Cioè i bollettini però sarebbero per il pagamento del canone, a questo punto. Quindi lì si è visto che in effetti quello che avevamo detto, guardate che una persona sola, con quelle cose che dicevo prima, con quelle possibilità economiche che hanno, rischiano di uscire fuori da questo 20.000. Quindi noi ci aspettiamo che il limite venga alzato un po', faccia conto che se si riesce ad innalzare questo limite, un bel numero di famiglie riescono a rientrare e quindi a evitare la decadenza dell'assegnazione, perché la decadenza dell'assegnazione deve essere annullata, diciamo, entro 2 anni che prevede la legge. Quindi se si riesce a fare questo si risolve una buona fetta delle problematiche che hanno soprattutto i pensionati. Chiaro. Un attimo solo che leggo un messaggio che è arrivato, che così vediamo se anche abbiamo modo di rendere partecipi i nostri telespettatori che ci tengono, vediamo se dalla regia me lo rimettono. Nemmeno il sistema che c'era prima andava bene, quando uno si barricava in casa e anche quando non ne aveva più bisogno non si schiodava nemmeno con il martello. Che questa era un po' la cosa di cui si chiacchierava prima un po' fuori onda, no? Vuole aggiungere qualcosa, vuole commentare il messaggio? Oddio, adesso commentare il messaggio è un po' difficile, nel senso che ci sono state, ci saranno delle situazioni limite o borderline, ma non dobbiamo prendere queste situazioni limite per costruire una normativa, per fare una legge, per intervenire sulla situazione difficile di molte persone, la maggior parte delle quali, l'abbiamo visto dalle assemblee che stiamo facendo, sono persone anziane. Che questo è il problema più grosso. Quindi è vero, ci sono state, ci saranno probabilmente delle storture o anche persone che hanno un senso morale singolare, ma non è su questo che si costruisce una normativa. Renato Bressani, la ratio di tutto questo intervento è quello che praticamente case popolari, l'Ater, soldi non ne ha, versano in situazioni per lo più fatiscenti, abbiamo 14.000 persone circa in attesa di ricevere un alloggio popolare che non c'è. L'Ater non riesce a pagare i nuovi costruttori, anzi è una situazione un po' difficile, per cui alzare il canone giustificava il fatto di dire ho più soldini, posso metterti a posto un minimo la casa da renderla dignitosa e decorosa. E quindi era stato questo tutto il sistema fondante di rivedere questi parametri, di cercare di adeguarli e tutto. Sì, abbiamo 14.000 domande giacenti in evase che non vengono soddisfatte, che sono un'enormità, poi sono 14.000 ma non sono nemmeno tutte, perché sappiamo che ad un certo momento non vengono nemmeno fatte le domande, cioè ci sarebbe la necessità, ma siccome alla fine sanno che comunque rimarrà là per i prossimi, quindi non perdono nemmeno più il tempo di fare la domanda. In realtà questo dimostra che c'è una domanda di edilizia abitativa pubblica molto ampia, che non riguarda solo le persone anziane, ma riguarda in particolare i giovani, le giovani coppie che tentano in qualche modo di poter avere un'abitazione con affitti tra virgolette moderati, perché sappiamo che le condizioni economiche e sociali, soprattutto delle persone più giovani che entrano nel mondo del lavoro, come dire, non sono particolarmente felici e quindi hanno bisogno di avere magari un periodo di dire certo ho bisogno di una casa, magari io non sono nelle condizioni di poter rivolgermi verso il privato o di acquistarne una, tenterei inizialmente di poter avere un alloggio pubblico. Ecco, quindi la domanda è una domanda assolutamente estesa. Per quanto riguarda le risorse, ora noi che facciamo le analisi anche dei bilanci comunali, oltre che come dire, analizzare il bilancio della Regione Veneto. E in questo periodo abbiamo avuto modo di soffermarci un po' di più a guardare esattamente la missione tra le spese cosiddette correnti dei comuni e siamo andati a guardare proprio il programma dell'edilizia abitativa. Ecco, troviamo quasi sempre zero.
Cioè laddove noi esaminiamo un bilancio, quella voce è quasi sempre zero. Ma perché i comuni sarebbero tenuti a... Anche i comuni mettono a disposizione delle risorse per la missione che hanno a disposizione nel loro bilancio. Nel secondo programma della missione delle spese, come dire, c'è edilizia abitativa. Sull'edilizia abitativa troviamo quasi sempre zero, cioè non mettono a disposizione risorse. Poi certo si discute con i comuni più piccoli che hanno poche risorse, ma neanche quelli particolarmente grandi mettono a disposizione chissà quali risorse, ne mettono per davvero poche. Cioè vuol dire che c'è anche, come dire, una metodologia, un affrontare i temi territoriali che sull'edilizia abitativa pubblica non c'è, come dire, un grande afflatto, ecco, da parte di chi gestisce le risorse pubbliche, che siano enti amministrativi locali, che sia la Regione Veneto. Questa è una delle ragioni per le quali stiamo chiedendo da tempo che vengano aumentate le risorse per tentare di mettere in un grande piano straordinario sull'edilizia pubblica, che peraltro farebbe da volano per l'edilizia, per la ristrutturazione dei centri storici, che spesso, come dire, hanno bisogno di essere ristrutturati anche per il decoro, come dire, di un centro abitativo, eccetera, eccetera. È vero che le risorse magari sappiamo che cerchiamo di utilizzarle sul sociosanitario, sulla viabilità, abbiamo tanti capitoli di spesa. È anche altrettanto vero che noi continuiamo a insistere su un tema. La Regione Veneto ha un'addizionale regionale IRPEF di 1,23, quindi dell'1,23, aliquota unica, aliquota fissa, potrebbe praticamente triplicarla in termini progressivi per i redditi medio-alti e soprattutto per i redditi alti. L'1,23 invece viene fatto pagare a tutti indistintamente dal loro reddito. Quello che continuiamo a dire alla Regione Veneto: calcoli alla mano, se tu applichi la progressività, la porti al 3, solamente al 3% per i redditi sopra i 75.000 euro, tu incassi qualcosa come 250-300 milioni di euro in più all'anno. Ecco, se tu fai questo, ed è da anni che glielo stiamo dicendo, avrebbe già incamerato qualche miliardo di euro. Basterebbero 5 anni per avere 1,5 miliardi di euro da mettere a disposizione per le politiche sociali, a partire per l'appunto dalle politiche abitative. Quindi a volte quando ci dicono che non ci sono le risorse è perché a volte non si vogliono che ci siano le risorse, perché le risorse, se si voglia, ci sono, non solo da parte della lotta all'evasione fiscale, ma anche per un aumento di quella pressione sui redditi alti, salvaguardando i redditi medio-bassi, che potrebbero contribuire maggiormente a quella che deve essere edilizia abitativa, sociosanitario, di tutte quelle cose che spesso qui parliamo. Perfetto, do la parola che deve dire qualcosa. Sì, ad integrazione, ma così velocemente, noi l'abbiamo ripetuto infinite volte anche noi. Loro hanno fatto, la Regione ha fatto un piano casa 2013-2020, e in questo piano casa, se si va a vedere le risorse che sono state messe, sono state stimate solo le risorse della vendita del patrimonio. Loro hanno messo in vendita la metà del patrimonio. Questo patrimonio è stato venduto perché erano alloggi costruiti prima del 1990, 31/12/1990, quindi hanno venduto poco. Quelle risorse non sono state incamerate poche risorse e quindi sono stati utilizzati pochi soldi. Quindi è stato fatto un programma per la casa inesistente, senza risorse, tranne qualche rimasuglio di capitoli di bilancio dove non erano stati spesi i soldi. Ecco. Quello è stato anche un grosso problema che allora, mi pare era Galan, abbiamo detto: guardate che non va bene pensare una politica della casa in questa maniera, bisogna trovare risorse dall'altra parte. E questa era come diceva prima, per recuperare risorse, questa era una strada possibile che non è stata scelta. Allora, prima di andare in pubblicità, un attimo che leggo i 2 messaggi che sono arrivati nel frattempo, che non avevo letto, quindi vediamo se dalla regia me li possono anche rimettere in onda. Allora, vediamo subito. Poveri anziani sorpassati nelle graduatorie dai giovani disoccupati extracomunitari che hanno redditi più bassi dei nostri pensionati. Questo è uno, dopo rispondiamo, diamo l'altro messaggio. Importante essere immigrato, meglio se irregolare, con molti figli per avere la casa popolare. Detto questo, risponderemo poi, magari passo la palla al balzo alla segretaria di Vicenza, che forse situazioni di questo tipo ne affronta. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.